In poche ore in provincia di Padova, 2 casi sospetti. Il più recente viene dall'Alta Padovana, una donna di 86 anni vaccinata con il Fluad della Novartis è deceduta per complicazioni improvvisamente sorte, anche se soffriva già di alcune patologie. Va ad aggiungersi alla lista di segnalazioni inviate al sistema di farmacovigilanza nazionale. Questa invece è la confezione originale della monodose inoculata a Lidia Mandruzzato, 82enne padovana, sul cui decesso la procura ha aperto un fascicolo di indagine. La confezione è stata sequestrata dai carabinieri nello studio del medico curante della donna, sarà acquisita anche la sua scheda medica. Non è un Fluad in questo caso il vaccino legato alla maggior parte delle 19 morti sospette delle ultime settimane, ma verrà comunque analizzato dopo l'esposto presentato dai figli dell'anziana, che chiedono di chiarire se il vaccino sia in qualche modo legato alla sua morte. Il sostituto procuratore Dini ha bloccato la cremazione e disposto l'autopsia per giovedì prossimo. La donna abitava assistita da una badante in quartiere Forcellini. 22 anni che era messa così. 22 anni. Sì, conoscemmo, dai 54 anni che siamo qua. Qui sono molti gli anziani e la maggior parte da anni sceglie di farsi vaccinare contro l'influenza. Nessun problema, lo faccio tutti gli anni. Se non ci fosse il vaccino, gli anziani morirebbero lo stesso. Secondo l'assessore alla sanità veneta i numeri parlano chiaro, ogni anno in Italia l'influenza uccide circa 8.000 persone, in 15 anni invece le segnalazioni avverse al vaccino in Veneto sono state 17. Attendiamo direttive il più velocemente possibile dal Ministero, ma sostengo che questi rimpalli fanno più male che bene, possono aumentare addirittura quelli che sono i decessi nei pazienti fragili.